Due realtà propositive, votate ad attacco e bellezza del gioco, collidono nella notte del Ciriaci. Questa è la 20ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Peperino Calcio contro COD 272. Partita di cartello all'interno della 20ª giornata di Serie A, due squadre in grandissima forma, l'abbiamo detto nella presentazione, propositive, votate all'attacco, alla bellezza del gioco, al voler offendere prima che difendere, ma senza dimenticare una solidità che il Peperino quest'anno per la prima volta a battesimo in Serie A, il COD 272 invece inversamente rispetto a una storia fatta di poca mancanza di continuità hanno trovato. Iniziamo nell'introduzione della lista dei convocati partendo dai ragazzi di mister Francesco La Rosa, che si schierano in maglia nera alla sinistra dei vostri monitor ed attaccheranno verso destra. In porta c'è naturalmente Andrea Tomarelli, poi il numero 13 Amendola, 3 Chirico, Cilfone il 42 torna dopo l'ultima gara in cui comunque COD 272 nonostante la sua assenza ha vinto 3-2 contro la Roma Calcio a 8. Il numero 8 è Fagioli, c'è Manuel La Rosa, si rivede tra i convocati ma non è eligibile in campo. Al numero 7, 9 Palmieri, 2 Renelli, Severini il 23 risponde il Peperino Calcio di mister Damora con in porta naturalmente Daniele De Eugenio, poi il numero 10 è Afrie, il 9 Aurelio, 23 Buccioni, Campanella all'88 Giandonato con la fascia da capitano, numero 5 8 Melis, 22 Mion, 6 Perelli, 2 Patrick Perelli, il numero 6 era invece Manuel Danilo Pomella, il numero 7 con il numero 11 Lorenzo Vertesci. Pronto sul punto di battuta del calcio d'inizio il COD 272 con Fagioli e Palmieri. Il primo possesso sarà di COD 272, ci aspettiamo una gara bella, equilibrata, difficile da leggere e che probabilmente vivrà tanti e tanti ribaltoni, ce lo dice l'andamento di queste due squadre che soprattutto nell'ultimo periodo hanno trovato continuità di risultati. COD 272 è quinta, il Peperino Calcio è sesto a pari merito con Gem Fitness Calcio 8, entrambe a 29 punti. COD 272 dista 6 lunghezze in avanti, qui prova la prima azione, buona la chiusura difensiva da parte di Vertesci, subito molto attento. Dicevamo 6 punti dividono due squadre che si assomigliano tanto per volontà d'attaccare sempre con azioni palla a terra, come in questo caso COD 272 ci prova, funziona comunque l'elastico difensivo delle maglie biancorosse del Peperino Calcio, che vede dalla sesta posizione la possibilità di insidiare adesso sì quel distacco di 12 punti dalla Pisana Calcio a 8, che è la terza in classifica ma è in caduta libera nelle ultime settimane, distacco che si è accorciato, darebbe tutt'altro valore a quel sesto posto che con meno di 10 punti di differenza fa giocare come il playoff contro la terza. Ragiona COD 272 con Cilfone, gioca vicino a sé da Lanatà vuole andare sul sinistro, gli si parano di fronte due giocatori di un Peperino corto e stretto in questo avvio, molto attenti sulle linee di passaggio quelli di Damora, passa dalle fasce, COD 272 tornando da Cilfone, la sua finta, lo aggrediscono in due, COD 272 ricomincia quindi sapientemente da Chirico che oggi fa il centrale, Fagioli da Lanatà, ancora palla per il giocatore più rappresentativo di COD 272, Veronica, anzi giravolta e poi esterno da Cilfone, invenzione, palla a rimorchio, il sinistro ed è un gol, straordinario l'azione di COD 272 alla mano tutta di prima, Fagioli fa 0-1. Ha iniziato col turbo ma con un caos calmo COD 272, ponderando bene i passaggi. Qui De Eugenio forse non l'ha vista partire, non è stato reattivissimo ad andare giù con la gamba destra e tale è stata comunque non tanto la potenza ma il tiro improvviso dettato da Fagioli da fuori. COD 272 è avanti in casa di un Peperino che ci ha abituato, inutile dirlo, non solo nelle ultime settimane ma in tutta la sua storia della Serie A, almeno a partire dalla nona giornata, ad epiche rimonte indipendentemente dall'avversario incontrato. Palmieri scarica dietro da Amendola, va in pressione Pomella, quindi Chirico
Chirico s'allarga, Code 272 gioca con 2 difensori e con Cilfone che arretra da ultimo uomo, vecchio libero di impostazione del grande stratega Francesco La Rosa. Cilfone cerca compagni, non osserva movimenti, allora scambia con Amendola e poi con Fagioli, ancora con calma va da Chirico, preferisce non scoprirsi ed attendere l'errore il Peperino. Cilfone. Pomella non pressa, allora Cilfone può ancora scambiare con Fagioli, poi la Natà ancora con Cilfone. Il giocatore con gli scarpini arancio va a pescare a sinistra, una buona opportunità d'attacco, c'è il cross, è rasoterra, il Peperino riesce a liberare l'area di rigore, poi ha il problema del disimpegno, non bene Gian Donato, ma non aveva sbocchi o compagni da servire in maniera agevole. Chirico, sale Chirico, va lì a sinistra e quindi Cilfone. Eccolo Cilfone servire Palmieri, quindi la Natà da Edoardo Fagioli, anticipato solo per un attimo, possesso saldamente nelle mani di Code 272, almeno per questi primi 4 minuti e mezzo. Prova a smentirci il Peperino, calza un brutto campanile, c'è forse una spinta, sì è così, da parte di Lorenzo Vertesci, calcio di punizione per Code. Il passaggio e si ricomincia da Chirico. Fagioli. Cilfone ed ancora Fagioli. Con calma Code, ma presidiando la metà campo offensiva, anche se qui regala la palla a Pomella, si fa rimontare Pomella ma porta a casa comunque fallo laterale, serve a sarebbe servito a far salire il baricentro di un Peperino abbastanza schiacciato nella propria tre quarti, seppur punito nell'unica occasione per ora creata da Code 272. Cilfone e la Natà, quindi il numero 13 Amendola, col sinistro a pescare Chirico, grande libertà e spazio d'avanzamento fino a Cilfone, le azioni iniziano davvero tutte da lui. Il 42 con la suola e poi indietro. Chirico. La Mora ordina pressing un po' più alto, ci prova il Peperino, ma la Natà trova il varco per andare da Palmieri che al limite dell'area sterza e va col sinistro, deviazione, ed Eugenio chiama e palla e la fa sua. Ha rischiato, appena ha tentato la pressione il Peperino, andando forse troppo d'impeto sul possesso palla avversario, fino a quel momento comunque osservato troppo passivamente dai ragazzi in maglia biancorossa. Verticale il servizio per Pomella, lavora un buon pallone, Gian Donato lo offre di prima con una grande giocata a Manuel Aurelio. Tenta Aurelio liberandosi col sinistro, gli applausi della sua panchina, inizia a giocare anche il Peperino. Manuel Aurelio, calcio d'angolo basso, Tomarelli sul suo palo molto attento, diversamente per esempio da Giuseppe De Bernardo, attenzione, Palmieri è solo in area sul contropiede, non perdona Palmieri, Code 272 riparte direttamente dal corner subito e fa 0-2. Aveva messo la testa fuori il Peperino ed è stato punito, forse oltremodo, da un contropiede di un Code 272 concreto come non lo conoscevamo forse. Ed è comunque una caratteristica quella degli avvii di gara positivi che sta iniziando ad essere propria dei ragazzi del presidente natalizio. Anche oggi 2 gol in casa di una delle formazioni più in palla del campionato. Vertesci si complica la vita, la offre lì praticamente a Fagioli, anzi non si trattava di Fagioli ma del numero 2 di Code 272. È ripartito dall'altra parte il Peperino, il tiro intercettato forse addirittura da Pomella, poi un contrasto, quindi la Natà che in qualche modo stoppa e torna da Amendola. E trattasi di Renelli, il giocatore che agisce sul versante sinistro di Code 272, facendo la spola praticamente tra difesa e attacco. Tomarelli
Pomella è in pressing ma solitario. Aurelio un po' sconfortato, qui cambio di gioco. Renelli era ben posizionato, ma per questione di centimetri il lancio è impreciso. Vabbè, usciamo tutti ormai, Vertessi bravissimo Vicchio. controlla, cerca l'imbucata per Pomella, era stato ancora buono il movimento dell'attaccante del Peperino. Code 272 si distende però ancora in una buona ripartenza, passando per la Natà, furbo nel prendersi il calcio di punizione. Varie le soluzioni a disposizione di Code 272. C'è Cilfone che da ambidestro può tirare con tutti e due i piedi. Parte infatti lui, è una soluzione corta per Renelli, intervento del Peperino che ferma una sfera indirizzata verso la porta di De Eugenio, poi Cilfone autorevolmente la riconquista, l'arbitro vede fallo, altro calcio di punizione per Code. Ghiotta la chance, ma certamente non facile da sfruttare per il Peperino Calcio, quella che capita oggi a cospetto di un Code 272 quando siamo giunti all'incirca al 10° minuto nel corso della prima frazione, in vantaggio per 2-0 qui al Ciriaci nella 20ª giornata, dicevamo in avvio, di una Pisana che sta perdendo mano a mano i colpi, che è ormai identificabile come terza forza del campionato, che è quindi raggiungibile dall'eventuale sesta. Cilfone e Fagioli. Ancora Cilfone, ancora con un appoggio da Fagioli, alto sulla traversa, secondo calcio di punizione, elusivo da parte di Cilfone, il time out, l'ha chiesto il Peperino, piccola pausa per noi. Time out chiesto da Cristiano D'Amora che si riavvicina alla panchina del suo Peperino Calcio sotto 2-0 contro un Code 272 davvero ben messo in campo da mister Francesco La Rosa. Code 272 viene sì da una vittoria per 3-2 alla Stella Azzurra in casa, quindi contro la Roma Calcio 8 GSA. La cosa molto simile ha fatto il Peperino Calcio nel posticipo della scorsa settimana, andando a violare la tana di Bacci Immobiliare, sempre adducibile a via dei Cocchieri, con un netto e perentorio 0-4. Occhio ad Aurelio, nel frattempo poi cerca la giocata per rischiare, gliel'hanno chiesto probabilmente dalla panchina, anche perché arrivano complimenti nonostante la misura del passaggio sia di molto errata. Tomarelli, per sorprendere questo Code 272 bisogna alzare un po' il tenore e la velocità di giocata, cosa che sa fare molto bene Palmieri, l'abbiamo visto anche contro la Roma. Qui protegge palla dall'assalto di due uomini e dà Fagioli in area, prova ad andarsene Fagioli, va giù per l'arbitro, è tutto regolare. Occhio a Vertessi, il Peperino da quest'altra parte, un'ottima chance in 3 contro 3, manca l'appoggio a Gian Donato o Pomella, l'esterno, scusate non si trattava di Vertessi naturalmente, ma del numero 89 del Peperino. Qui ha subito ancora fallo Code 272, il numero 89 è Flavio Campanella, folletto che sta operando su tutto il terreno di gioco. Corre tanto ma è impreciso ogni tanto quando deve passare. Edoardo Renelli. Prima lì vicino in posizione di battuta col mancino. Adesso andrà col destro, ma il tocco di Cilfone non è per una punizione di seconda, ma per una sapiente gestione del possesso di palla all'altezza del quarto d'ora. È sempre 2-0 per Code 272. Chirico. L'ex Venere in bikini Chirico, uno dei migliori la scorsa giornata. È un giocatore che sa unire la fisicità al gran tempismo, ma soprattutto alla gran calma, uno che non si fa mai cogliere impreparato con gialli o rossi inaspettati.
Buon possesso ancora di Renelli, va giù ma non c'è calcio di punizione. Peperino che dialoga ma non è facile, sono indemoniati in pressing i giocatori di Cold. Devono ragionare quindi da dietro. Passaggio per una gran giocata nello stretto di Aurelio, che anche secondo l'arbitro se l'è portata fuori. È stato lui l'ultimo a toccare. La Natà. Aurelio in pressing. Chirico. Tomarelli. Con confidenza, rilancio Mancino. Stacca Perelli. Lotta Giandonato, emerge Cilfone. Era rimasto a terra Amendola. Si è rialzato prontamente, riallacciandosi lo scarpino e cercando come al solito il movimento ottimo di Palmieri. Qui si supera De Eugenio sul suo palo. Parata molto difficile perché dalle movenze del corpo sembrava una bomba di incrociare e invece è andato sul primo palo ed ha trovato un bravissimo De Eugenio. Palmieri, qui non è altrettanto bravo la Natà che finisce per perdere il pallone, di innescare il contropiede del Peperino spinto da Aurelio. A ritroso Aurelio dal suo numero 22, ha provato Pomella in scivolata alla sponda, non era facile, allora ancora Cilfone. Doppio passo, c'è la Natà vicino. Preferiscono passaggi semplici quelli di Cold, anche se qui c'è una gran giocata di Lanatà dietro la schiena col tacco. Palmieri, davvero impossibile togliergliela, scusate. Ci vuole tutto il fisico e l'esperienza di Perelli in questo caso. Sradica però la palla all'avversario Palmieri e va dentro dalla Natà ancora. Davvero molto bravo Perelli. Pomella. Distendendosi a sinistra da Campanella, ci sarebbe Giandonato ma Campanella non vi si appoggia, anche se poi è molto bravo a recuperare e a saltare con un tunnel Cilfone. Campanella ancora con la sterzata e il mancino improvviso. Tomarelli in due tempi stava per farla sua, poi serve l'intervento di Amendola. Cilfone, bella azione comunque di Campanella che finché deve andare in giocate individuali non pecca assolutamente in nessun fondamentale. Quando deve appoggiarsi al compagno tante volte manca il giusto tempismo nel passaggio. Cilfone, a lui il tempismo nel passaggio non manca davvero mai. Chirico, Renelli ancora Chirico. Assenze importanti le vediamo da ambo i lati, mancano i fratelli Giovannetti nel Peperino, elencheremo dopo gli assenti di Code 272. La Natà Cilfone. Dialogo e triangolo che si chiude. La Natà altro triangolo, alla fine Palmieri, Cilfone non arriva ma Fagioli sì, ancora De Eugenio che si è scaldato e come. Per un intervento forse falloso, ma il Peperino che può proseguire cambiando il fronte d'attacco su Manuel Aurelio. Le finte di Manuel Aurelio che converge bene sul destro, lo lascia partire, è troppo strozzata la conclusione, ma è uno dei più volenterosi, il numero 9. Cilfone, Tomarelli ancora Cilfone, è salito il baricentro del Peperino e Pomella quando va ad avventurarsi in pressing ha dei fidi compagni vicino a sé che gli danno manforte nella corsa. Qui la sfera ha varcato la linea del fallo laterale, rimessa che sarà per il Peperino. L'arbitro indica dal lato sbagliato col braccio, ma sì, la palla è per il Peperino. Perelli. Da ultimo uomo la grande sciabolata verso Aurelio. Era un controllo davvero difficile, ma gli abbiamo visto farlo più di una volta. Palmieri, Cilfone. Accelera anche Cilfone, è davvero molto bravo nell'andare a sinistra, dove prova a convergere un suo compagno non riuscendoci, quindi la Natà può scoccare il tiro, invece incespica malamente in un mezzo tentativo di controllo Aurelio, l'entrata molto decisa di Amendola, si è fermato Aurelio, non Amendola, dribbling, va fino in fondo, col sinistro a servire Fagioli, tenta il dribbling Fagioli, è toccato, calcio di punizione per Code dal limite.
Vediamo quanti uomini andrà a mettere in barriera De Eugenio. È una punizione che diventa fondamentale per il prosieguo della gara. Quasi al 20° nel corso della prima frazione ed è sempre 2-0 per COD 272. Cilfone o Renelli? Parte Cilfone. Stavolta è un tiro di Eugenio accanto alla barriera. Molto furbo il portiere del Peperino. Poi Chirico, da ultimo uomo non ha pressing ma deve andare comunque da Amendola. Lunghissimo lancio a cambiare versante. Controlla Campanella. Si riorganizza e riposiziona in campo il Peperino. Perelli. Va a destra. Finta di lancio ma appoggio a Giandonato, che sta funzionando ad intermittenza. Anche qui passaggio contrato. E possesso mantenuto con estremo senso dell'esperienza da Chirico. Quindi Antonio Cilfone. Da Guglielmo Amendola. La Natà, il brevilineo numero 23, non sempre presentissimo nelle fila di COD 272, ma quest'anno più degli altri, protagonista con continuità, casomai senza un rendimento che abbia toccato dei picchi straordinari, ma tante partite sopra la sufficienza per lui. Giandonato, prova Giandonato, in mezzo a due, ma Amendola è molto più veloce di lui, riesce a frapporre il fisico e far ripartire Fagioli, quindi Cilfone. Fagioli, ancora Cilfone. Chirico. Fagioli. Amendola. Cilfone. Fagioli. 1-2 con Palmieri, non si chiude per un grande intervento difensivo del Peperino. Cilfone. Renelli, allora ancora il metronomo di COD. La Natà. Fagioli. Fagioli su Amendola. Chiede l'1-2, la Natà non glielo rende rischiando tanto in prima battuta, poi andando a inerpicarsi in un dribbling che alla fine gli riesce. Quindi Cilfone. Vicino a sé la Natà trova Fagioli, la sovrapposizione della corrente, Renelli che calcia alto sulla traversa. È bella organicamente parlando l'azione di COD 272, avvolgente anche in questo caso. Pomella va giù e stavolta la punizione è per il Peperino. Oh, non rifà mai la stessa cazzata di prima, Vai, Mion! Oh! Sta per terminare la prima frazione, non manca moltissimo, 3 o 4 minuti. Poi un altro tempo, naturalmente da 25, tutto da vivere. Rincorsa di Giandonato che tira contro la barriera, campanile ancora al limite dell'area, Palmieri. Gran giocata anche nella sua metà campo qui. Ed è lo stesso Palmieri a far correre poi Fagioli, l'intervento e alla fine riesce a tenerla in campo. Lorenzo Vertesci, Manuel Aurelio, finta e a largo a destra, Campanella, bravo fino a questo punto, poi stavolta riesce anche nel passaggio, Manuel Aurelio, gioca largo un po' più lontano dalla porta rispetto alle ultime prestazioni. Non a quella contro Bacci, dove già Pomella era divenuto il centravanti boa del Peperino. Giandonato a premiare l'avanzata a destra di Vertesci, che scivola al momento del cross, ma è stato trattenuto, quindi calcio di punizione. Peperino Calcio che il prossimo lunedì se la vedrà niente meno che con il Testaccio Calcio a 8 nella 21esima. Abbiamo sbagliato, qui non è stato fischiato fallo al Peperino, bensì a COD 272, che invece se la dovrà vedere con il redivivo Cottini Staibano Gomme, sempre in quella della Stella Azzurra, ma mercoledì. La Natà. La Natà trova il varco
Accenna anche all'uscita di Eugenio, era un'occasione d'oro per Cud che ha ricominciato la sua azione per passare da Fagioli, tiro deviato, calcio d'angolo, ma predominio territoriale e non solo, anche in fatto d'occasioni per la quarta forza del campionato. Sì, mercoledì alle 22:30 la sfida di Code 272 con Cottini, Stebano Gomme. Cambio dall'altra parte. Gran coraggio di Renelli solo ad averci provato, manco troppo lontano dalla porta di De Eugenio. Brivido per il portiere del Peperino che poi fa ripartire Aurelio. Gran forza di volontà di Aurelio che in questo primo tempo però è parso poco accompagnato da altri compagni. È mancata la sovrapposizione alle sue spalle per poter mettere in difficoltà la catena composta oggi magistralmente da Amendola e Lanatà. Chirico di testa all'indietro, Tomarelli, Cilfone, passaggio elusivo, 1 minuto al termine e il recupero assegnato dal direttore di gara, quindi Cilfone. Fagioli, ben contrastato ma ancora Cilfone. Fagioli si muove davanti Palmieri, non abbastanza da dettare un passaggio in profondità, quindi si accontenta di tenere l'ultimo possesso del primo tempo. Code 272 con Cilfone, ne avrà toccati già una cinquantina di palloni il 42 di Code, che ha ereditato molto degnamente la maglia di La Rosa. Cilfone, manca poco, vogliono un tiro dalla panchina. Si è allargato Palmieri, tenta la palla a ritroso, il Peperino la riconquista, poi eccede nel volerla giocare, c'è un cross, un intervento col braccio. E cartellino giallo che è stato mostrato a un difensore del Peperino, ma non è calcio di rigore, sarà calcio di punizione. Intervento valutato al limite, noi dalla nostra postazione, non vedendo assolutamente le linee del campo dall'altro lato, ci sentiamo solo di dare ragione all'arbitro molto più vicino di noi all'azione. Palmieri con Renelli al vertice dell'area di rigore. L'appoggio è proprio per Renelli, sfera che attraversa tutta l'area e finisce fuori dall'altro lato. Code 272 chiude in vantaggio per 2-0, un primo tempo autorevolmente condotto in casa del Peperino Calcio. Dopo aver ascoltato i discorsi appassionati motivazionali sia della panchina del Code 272 sia in particolare di quella del Peperino Calcio, che deve ribaltare una situazione difficile in casa dato che sta perdendo per 2-0 contro la formazione in maglia nera, ci accingiamo quindi all'inizio delle ostilità nella ripresa. 20ª giornata, Serie A della Lega Calcio 8 è Peperino Calcio contro Code 272, uno dei 3 match in programma stasera, dove spicca tra gli altri anche Gem Fitness Calcio 8 contro Cotton Club. Gem Fitness è compagna in classifica di Code 2, del Peperino, sesta a 29 punti, sono solo 12 in meno rispetto alla Pisana Calcio 8, distacco che dovesse stringersi al di sotto dei 10 punti tra la terza e la sesta permetterebbe lo svolgimento, per esempio lo scorso anno non effettuato, delle playoff che nelle fasi finali dopo il termine della regular season andranno a scremare mano a mano il gruppo di 6 squadre. Noi speriamo per lo spettacolo, per l'equilibrio e per poterne parlare, per quant'altro scremeranno queste squadre fino alla finale e conclusiva, ma c'è ancora tanto da dire in questa lega, c'è ancora tanto da dire in questa gara. Sì, i ragazzi del Peperino Calcio ascolteranno le parole certamente molto semplici e chiare di mister D'Amora,
provano subito con scambi in velocità. Pomella non appoggia e bene dietro, quindi chance di ripartenza per Chirico, che ha giocato un primo tempo di grande bravura nella posizione ed è stato esperto quando ha riconosciuto il momento in cui il Peperino ha iniziato a pressare alto. I suoi ragazzi hanno abbassato la frequenza di passaggi, hanno iniziato a giocare più in orizzontale, anche se qui verticalizza Cilfone per Fagioli, esterno largo rispetto all'incrocio dei pali. Peperino che prova a ripartire, c'è qualche posizione in campo da registrare, c'è qualche giocatore che non sta rendendo, per esempio come nell'ultima vittoriosa trasferta in quella dello Stella Azzurra in Via dei Cocchieri. Vittoria per 4-0, roboante in casa di Bacci Immobiliare, una delle squadre storiche di questo campionato. Il Peperino che ha vinto tantissime delle ultime gare, considerando che praticamente ne ha perse un paio delle ultime 11. Fagioli intercettato bene il suo passaggio dal numero 23. Poi in avanti Pomella va a terra, Chirico ha commesso fallo. Il 23 del Peperino, trattasi di Davide Buccioni, giocatore molto alto ma che a dispetto dell'altezza si è posizionato sulla fascia destra. Lo specialista ora. Lo specialista Stefano Melis per il Peperino Calcio. Tomarelli ne ha messi 2 in barriera. È pronto a partire Melis. Va a giro Tomarelli, molto bravo Melis, lo specialista del Peperino, e non si smentisce nemmeno stavolta. Bravo nel carpire il pallone, soprattutto nel bloccarlo per evitare che ci fossero giocatori del Peperino abili a concludere il più classico dei tap-in. Pressing molto alto qui, Lanata rischia, ma alla fine si rifugia dall'ultimo uomo, che è addirittura il suo estremo difensore. Tomarelli che non disdegna il rinvio mancino. Palmieri fa proseguire con la testa, ma nessuno può assaltare alle sue spalle. Palmieri se la prende con Capitan Fagioli. Pomella servito ancora una volta in verticale, gran duello atletico con Chirico, qui pallone che rimbalza ed Eugenio, la chiama e la fa sua mettendola a terra e ripartendo quasi da libero aggiunto. Poi si ricorda che un portiere torna tra i pali, apprezzabile per coraggio l'azione d'impeto a cui ha dato il via ad Eugenio. Il Peperino che si distende con l'assist dentro, arriva sul secondo palo, il gol che accorcia le distanze, l'ha messo a segno Buccioni, Davide Buccioni, è 1-2. Azione che come nel cartone Olli e Benji è stata cominciata direttamente dal portiere, la palla l'hanno toccata buona parte dei giocatori del Peperino. Azione corale di squadra che avrà fatto sicuramente molto piacere ad una panchina che aveva chiesto rapidità di esecuzione e di pensiero. Codo 272 vede rimessa in gioco, una gara che non era certamente chiusa, ma che sembrava soprattutto per l'interpretazione dei ragazzi di Francesco La Rosa totalmente ad appannaggio degli ospiti, che invece ancora soffrono, qui con Buccioni che va ad allargare all'ottimo Campanella. Campanella cambia versante, rasoterra, ecco che il Peperino sta mano a mano facendo carburare i cavalli del motore. Melis da Campanella. Campanella ha la sovrapposizione dell'uomo dell'1-2 che tenterà una prima volta un cross, il rimpallo ne favorisce il nuovo possesso e solo fallo laterale per un Peperino che è tutt'altra squadra rispetto al primo tempo. Cross in area direttamente dalla rimessa Amendola, Voragine in contropiede prova ad approfittarne, Palmieri che è servito splendidamente da Amendola, non è facile il controllo col petto, la palla è persa, Campanella errore di grammatica, per sua fortuna alle spalle agiva Melis, quindi Patrick Perelli, palla forte su Campanella, accelera Campanella, salta un uomo sul suo palo e stavolta Tomarelli a dover intervenire. È cambiato il vento della gara, ma sembrano essere le squadre che attaccano verso la nostra destra, quelle più potenti all'attacco. Qui Cilfone ci smentisce col cross che attraversa tutta l'area e due giocatori di COD mancano l'appuntamento col tapin del 3-1. Se l'è vista brutta De Eugenio, non c'erano naturalmente, dato il ribaltamento di fronte, giocatori che erano stati in grado di rinculare fin dove ha raggiunto il pallone calciato forte in maniera molto intelligente da Renelli. Codoro un po' più lungo, prova ad approfittarne il Peperino, ma lo fa con un lancio impreciso per Pomella, scusate, Cilfone.
Cilfone cambia direzione, ma poi pensa di darla a Renelli, si torna da Cilfone, palleggio e sinistro, stavolta non ha compreso le sue intenzioni Amendolo, comunque era sbagliata la misura. Aurelio solo in mezzo a tre, saggiamente si appoggia ad un compagno, è bravo anche Pomella nel mettere in moto Buccioni, rientra bene, poi con la punta da Pomella, grande azione alla mano del Peperino che alla fine segna il gol del pari con Manuel Aurelio che si trovava lì a porta vuota, fa 2-2, è tutto un altro Peperino nella ripresa. Per rimettere in piedi una gara sono bastati 7 minuti e spiccioli per quanto riguarda i secondi, da 0-2 a 2-2, la rimonta era una caratteristica che avevamo già conosciuto nei ragazzi in maglia biancorossa, adesso viene ristretta all'interno della stessa gara contro un'altra squadra molto in forma, seppur mancante di tanti giocatori fondamentali, come il Codo 272 che nel primo tempo aveva dominato anche psicologicamente, una gara che invece adesso vede invertiti i giochi di forza. Campanella, grandi finte ancora di Campanella, Tomarelli deve superarsi per evitare il completamento della rimonta. Ma sono davvero delle sferzate quelle che va ad infliggere Flavio Campanella, maglia numero 89. Quando innesta la quarta marcia non lo prendono, calcio d'angolo battuto, il tacco rimane lì, Pomella! Ed è 3-2, incredibile, in 8 minuti della ripresa il Peperino ribalta la partita. Non possiamo parlare di gara a due volti perché questa gara non abbiamo ancora finito di vederla, ma ve l'abbiamo anticipato in sede di presentazione. Sarebbe stato qualcosa di molto simile a uno scontro frontale tra due filosofie di gioco similissime, due squadre propositive e votate all'attacco, entrambe con tanta volontà di tenere il possesso palla, di mostrare gli artigli e la propria forza all'avversario e di pensare prima a darle che a non prenderle. È stato questo sia il primo tempo del Code 272 sia i primi 8 minuti pazzeschi della ripresa del Peperino. Fagioli da Cilfone calcia contro un avversario, ci aspettiamo adesso la controreazione di quelli di La Rosa e Natalizia che sono ad ogni modo colpiti, lo siamo anche noi, anche se ne abbiamo vista qualcuna di gara anche giocata dai ragazzi in maglia biancorossa, da una reazione di questa portata tecnica ed emotiva. Codo 272 con Cilfone, doppio palleggio, ma è ancora il Peperino a servire un Aurelio che è in stato di grazia da qualche giornata. Rinvio, poi palla altissima su Pomella, rimbalza Chirico, Pomella gli passa davanti, grandi proteste del Peperino qui. Cilfone, Fagioli accelera in area di rigore, Edoardo Fagioli su un'azione che farà tanto e tanto discutere. Dall'altra parte era caduto Pomella, fioccano i gialli per proteste, ma intanto Fagioli pareggia 3-3. Chirico si era fatto scavalcare dal pallone, il rimbalzo l'aveva sfavorito, Pomella che sembra tutt'altro che un ragazzo gracile, gli si era posto di fronte. Tutto sta a vedere quanto possa aver accentuato in qualche modo la caduta Pomella, ma dalla nostra posizione sembrava netto il fallo del difensore di Codo 272. Naturalmente l'azione poi è stata ribaltata dall'altra parte, come ogni volta capita al primo mezzo errore del direttore di gara. Dall'altra parte c'è un gol, un'azione che poteva rimanere come un'ombra probabilmente sulla direzione di questa partita, diviene invece un qualcosa che scatena un cambiamento di punteggio e quindi 3-3 tra Peperino Calcio e Codo 272, una delle più belle partite a cui abbiamo assistito quest'anno, soprattutto perché si sta svolgendo in un clima di totale sportività, ma dove l'agonismo non viene mai accantonato da ambo i lati. Campanella, dietro di sé da Buccioni, l'uomo che aveva condotto il Peperino sull'1-2. Poi Campanella, rimpallo su Renelli, fallo laterale per il Peperino che vuole continuare ora quando siamo giunti praticamente al 10° minuto nel corso della ripresa, ma sono volati questi 10 minuti nel secondo tempo fin qui effettuato, fatto di grande foga, grande forza e voglia. Time out, vediamo. No, c'è da cambiare il pallone, c'è un pallone che non è regolamentare, non è un pallone della Serie A della Lega Calcio 8, lo riconoscete perché targato James, quello tricolore che è stato scelto
Un giallo mostrato nel frattempo non sappiamo a chi. Cominciamo a guardare gli uomini. Andrea, tieni spegni, Andrea. Tomarelli ne ha messi 2 in barriera, sono Palmieri e Fagioli, è pronto Stefano Melis sul punto di battuta. I balzelli che precedono la rincorsa, il destro a giro. È sempre una gran punizione quando la batte Melis. Davvero pregevole il tocco, il giro che aveva dato al pallone. Intelletto poi con la testa, se non andiamo errati, da Cilfone. Pomella ne ha 3. Dietro fa carambolare addosso a Chirico, l'altro protagonista dell'episodio incriminato che andremo a rivedere. Campanella. Fagioli lotta come un leone, riesce a rimpossessarsi del pallone, ma fa carambolare in calcio d'angolo. Le indicazioni di uno scatenato da Mora, dall'altro lato fa la stessa cosa anche Manuel La Rosa. Melis batte secco ancora, rasoterra, riesce a liberare Code 272, poi Campanile in area di rigore, va a svettare Pomella, c'è lo stop di Lanatà che rischia il palleggio ma poi la ridà indietro in mezza sforbiciata, la perde il Peperino. Allora abbozzo di contropiede per Code 272 che decide poi infine di mettere ordine, andando come al solito dall'uomo dell'ordine di questa gara, Antonio Cilfone. Renelli da Chirico, quindi dall'altro lato Amendola che converge, 3 giocatori intorno del Peperino, non ha paura della pressione, si ritaglia lo spazio per andare all'assist. Palmieri aggancia splendidamente col tacco e dà a Cilfone il servizio, poi era filtrante ma non ha incontrato la sovrapposizione di Renelli che era rimasto fermo lì. Rimessa laterale per il Peperino. Esce Pomella che non la prende benissimo, ma sicuramente per la tanta voglia che aveva ancora di incidere, ma servono forze fresche lì davanti. Allora Frie che perde naturalmente il contrasto fisico con Chirico, che può però essere messo in difficoltà dalla velocità del piccolo numero 10 del Peperino. Un altro piccoletto, diciamo, Campanella. Ma Fagioli fa valere sia la sua forza fisica che l'impatto della sua falcata, prova ad andarsene, riesce ad andare da Palmieri al limite, l'assist, Cilfone, ma De Eugenio fa una parata pazzesca. Grande azione in contropiede del Code 272. L'arbitro ha fischiato qualcosa, tanto che si ripartirà da una rimessa dal fondo per il Peperino. No, c'è una punizione. È stato commesso fallo probabilmente da Palmieri, che si è aiutato troppo col corpo al confronto fisico con un altro giocatore mica male per quanto riguarda l'impatto, vale a dire Perelli. Chirico, imperioso anticipo, poi Amendola per il rinvio senza guardare di Renelli dalle parti di De Eugenio. La partita, quando siamo giunti quasi al quarto d'ora nel corso della ripresa, non ha avuto assolutamente pause. 3-3 tra Peperino e Code 272, con gli ospiti in vantaggio alla fine della prima frazione per 0-2, poi sorpresi da una rimonta lampo fatta in 3 reti del Peperino in 8 minuti, poi il gol del pari di Fagioli. Cilfone, proprio da Fagioli, al lato corto tenta il dribbling, va a cadere, è fallo laterale. L'ultimo tocco di un giocatore in maglia biancorossa, c'è Francesco La Rosa a fare da raccattapalle. Anche gli allenatori sono estremamente coinvolti da una partita bella sotto tutti i punti di vista. Chirico, dalla gran distanza De Eugenio se la lascia scappare, ma è lestissimo a gettarsi sul suo mezzo errore. Bravo davvero Daniele De Eugenio, ce l'avevano detto, il Peperino aveva preso un portiere giovane di sicura prospettiva ma d'affidamento anche per quanto riguarda il presente. La promessa di Ruggeri è mantenuta, prova a mantenerne una anche a Frie che cade a terra sull'assist di Campanella. Il fallo laterale per Code 272. Buccioni, squadra molto giovane, il Peperino anche in Buccioni e da Frie ora in campo. Hanno perso Michele Giandonato probabilmente per infortunio, uno degli elementi di esperienza o più anziani, tra virgolette, della compagine allenata da Damora. Lungo lancio, anticipato Palmieri, prova a correre Fagioli, intervento a forbice su di lui, ma è stato alla fine sul pallone da parte di Perelli che se la cava con mestiere, poi andando da Manuel Aurelio. Aurelio al vertice dell'area di rigore desiste dal tentativo di tiro, la dà fuori per Melis che chiude troppo incrociando il destro. Fosse stata una punizione saremmo stati a parlare di un altro epilogo, ne siamo certi. Amendola, Cilfone, torna da Tomarelli,
Fagioli, doppio rimpallo, è anche fortunato, e poi il destro di Eugenio, e non riesce ad evitare la rete con un doppio straordinario intervento. È il nuovo vantaggio di COD 272, rimonta ma poi controrimonta, 3-4 con Fagioli. Appena cala il ritmo del Peperino Calcio, c'è l'esperienza e la sapienza calcistica di giocatori di COD 272 che giocano tanto bene in verticale quanto in orizzontale e mettono in difficoltà invece una difesa che in questo caso era aperta oltremodo alla ricerca del gol del 4-3 in inferiorità numerica, contropiede lanciato anche da un doppio rimpallo sul volto di Edoardo Fagioli. Non sappiamo quanto è logico, quanto è cercato, ma sicuramente efficace come questo rinvio e questo tacco volante di Fagioli. Poi Palmieri che appoggia per un Lanatà corrente da Fagioli che ragiona con Cilfone, quindi da questo lato Renelli di fronte a sé Campanella, gira da Chirico che di prima va ancora da Cilfone con immensa eleganza, anche senza troppa velocità, poi Lanatà, Fagioli, Lanatà potrebbe lasciare a Renelli, così è, Lanatà la riceve, che grande azione ancora di COD 272 che è passata da destra a sinistra, che ora torna passando per il centro, che prova a ricontrollare quella gara che gli era sfuggita di mano solo per merito del grande orgoglio e della forza messa in campo in avvio di ripresa dal Peperino. Poi sicuramente punito oltremodo con questa rimonta che si è riconcretizzata da parte degli avversari, anche se ci sono delle ombre sul gol delle 3-3. Fallo laterale lunghissimo, ci mette la testa Buccioni, poi Campanella, fuori per il destro che parte, che grande intervento di Tomarelli su Melis. Difficile anche selezionare quelle azioni, farvi vedere negli highlights, perché questa gara ne è zeppa in ogni dove. Calcio d'angolo effettuato, dove all'altezza del primo palo Chirico svetta alzando un campanile, controllato a malapena da Manuel Aurelio, che poi si accontenta della rimessa laterale. Rimangono gli assembramenti in area, Aurelio cerca vicino a sé Frie, che ha piede marmoreo però nel restituirgli il pallone. Non è entrato in gara il numero 10, forse un po' teso. Lanatà, Amendola rischia e fa male, ci mette una pezza Chirico, aveva tentato di saltarlo a Frie che ci aveva creduto ed era rimasto lì vicino. Amendola, Cilfone, lancio lungo in verticale, Palmieri va a contenderla a Perelli, la tocca sì Perelli ma perché è spinto da Palmieri, e quindi Buccioni. Siamo entrati negli ultimi 6 minuti di gara, 3-4 tra Peperino Calcio e COD 272 in una gara che ha rispettato al 100% i crismi della presentazione. Melis, Perelli, sale, in diagonale, va a sinistra, prova a coprire Amendola, Campanella, buono il controllo ed anche il destro, alto di pochissimo, gran prestazione oggi di Campanella. E non è la prima, continua a volere il baricentro alto da Mora. È naturale che questo accada, perché al Peperino la sconfitta non serve assolutamente a niente, mentre pareggiare contro una squadra posta più in alto in classifica potrebbe dare ancora più entusiasmo per le ultime giornate. Entusiasmo che serve anche a COD 272, che qui rischia con Fagioli che poi va a commettere fallo su Campanella. Si lamenta Chirico, ma più per inerzia che per un logico ragionamento sugli eventi. Melis, Campanella, col destro vicino a sé da Buccioni. Si mette in proprio Buccioni, guadagna metri per un fallo laterale. Touche praticamente. Buccioni non cerca uomini dentro, anzi sì, è a Frie. Quindi Campanella, cross pilotato verso il secondo palo, non tenta l'acrobazia Aurelio che riesce comunque ad addomesticare un pallone molto difficile che poi viene crossato e con deviazione finisce fuori per un calcio d'angolo del Peperino che continua a premere forte. Spinge sull'acceleratore la squadra di Ruggeri, difende il vantaggio riottenuto COD. Calcio d'angolo, ancora Chirico, ma da fuori Melis, una deviazione! Non sappiamo a che segnare il gol, ma qua quello che conta è il 4-4 del Peperino Calcio, che rimette ancora una volta in piedi la partita. Sei sbagliato! È calcio d'angolo questo!
La mossa di Lamora nel frattempo rimette dentro Pomella, vediamo chi sarà ad uscire. Gli ha dato fiato fondamentale a Frie per ritrovare probabilmente la lucidità di cui ha bisogno il corpulento numero 7 del Peperino. CUD 272 per la seconda o terza volta nel corso di questa gara. Vede scivolar via una gara che la vedeva in vantaggio. Attenzione ad Amendola, l'altra palla persa. Aurelio col doppio dribbling, anziché tirare in porta va a specchiarsi su una giocata di troppo e fallo laterale per CUD. Meriterebbero entrambi di vincere, stanno pareggiando 4-4, una delle partite più belle dell'anno. Renelli è pressato da Campanella e va da Tomarelli, che rilancia su Palmieri, cinturato, ma tiene col corpo. Poi la natata Cilfone, lucido come al solito nell'andare da Renelli. Fagioli, converge Fagioli, poi il destro, De Eugenio ha due mani sulla bomba di Fagioli, che torna sul pallone. De Eugenio con coraggio e con grandissimi reni in questo caso. Ha rincorso il pallone per la parata, ha visto anche arrivare a 200 all'ora Palmieri, ci ha messo lo stesso la mano. Ora Cilfone pescato da fuori, ma contro il corpo di un avversario, con Afrie che può spingere, velocissimo il contropiede del Peperino, si addormenta un po' sul pallone, non riesce ad appoggiarsi ad Aurelio, poi lo sormonta Amendola, che guadagna anche fallo laterale, prova a far lo stesso dall'altro lato Perelli, ma la rimessa è ancora per CUD. Ultimi minuti palpitanti di una gara pazzesca. Renelli pensa per un attimo al tiro, poi converge, rientrando, quindi Fagioli, dribbling stavolta, non è riuscito Campanella, ma è calcio di punizione per CUD, l'arbitro ha visto un intervento col braccio. Gian Donato scalpita in panchina, Pomella è rientrato in gioco, c'è movimento anche dalle parti di CUD 272, ma non crediamo ci saranno giocatori che si intercambieranno con quelli che vediamo ora sul terreno. Lavoro extra anche per il maestro Antonello Carbonaro sull'altro campo a dirimere le discussioni che sono in corso per quanto riguarda la Serie A2 del Ciriaci. Stasera si sta giocando la Coppa Italia interna al girone. Bisogna dividere dei contendenti e Carbonaro è lì. Pomella va a rimpolpare la barriera di De Eugenio. Ne ha chiamati due, ma se ne aggiunge comunque un terzo. Non è una brutta idea, dato che Cilfone è in zona. Arbitro le mani! Cilfone potrebbe andare diretto in porta, ma occhio anche ai due uomini che attendono sornioni e silenziosi sulla tre quarti. Va invece in porta Cilfone. Il giro è perfetto, ma non la direzione del pallone, che finisce largo alla destra di De Eugenio. Prende la rincorsa per il rinvio, a breve anche l'indicazione del recupero da parte dei direttori di gara. È lungo il rinvio, Pomella va giù, esattamente come in occasione dell'azione che poi ha portato al gol del 3-3. Vediamo il fallo ed è cartellino giallo per Chirico. Viene a dissetarsi nel frattempo in panchina Daniele De Eugenio, che con le sue parate ha tenuto in piedi una gara che adesso, quando attendiamo soltanto l'indicazione del recupero da parte dei direttori di gara, può divenire addirittura del Peperino. Ricordiamo la regola della chiara occasione da gol: nel calcio a 8 va per forza di cose interpretata in un altro modo. Ogni qualvolta un giocatore va a saltare un uomo e si presenta al limite dell'area, data la breve distanza e la grandezza delle porte, il fatto che si gioca in 8, si genera una chiara occasione da gol. Chiara indicazione è data e rispettata su tutti i terreni di gioco. Va espulso un giocatore per chiara occasione da gol solo se si è praticamente davvero dentro la porta e se nell'intervento c'è cattiveria oltre che dolo. Qui c'era il dolo da parte di Chirico, assolutamente no la cattiveria. Comprendiamo quindi la decisione dell'arbitro di mostrare solo il cartellino giallo al difensore. Non vi aprite, addosso che sbagliate. Via che non si devono aprire. Non si devono aprire, Dio. Mano della Rosa vuole infondere coraggio alla sua barriera, che non deve aprirsi per nessun motivo. Troppo importante questo calcio di punizione.
Non sappiamo poi quanto manchi al termine della gara, ma evidentemente pochissimo, perché il nostro cronografo segna ben oltre il 25esimo minuto. È da un minuto che non si sta più giocando. 4+1 in barriera. C'è Amendola dentro la porta, Tomarelli con un nuvolo di uomini intorno. 2 minuti di recupero da adesso, quando è pronto a partire Melis. Melis non sa sbagliare ancora. Stefano Melis, ancora una rimonta del Peperino Calcio. 5-4 al Ciriaci. E ora naturalmente le grida di Cristiano D'Amora, che vivrà sull'ottovolante questi ultimi 120 secondi o poco meno che mancano al termine, lo scoramento nei volti di un Code 272 che per una volta è andato in vantaggio per 2-0, rimontato fino a 3-2, è andato avanti addirittura 4-3 e che ora si vede a meno di 2 minuti dal termine sotto 5-4 contro la neopromossa dei sogni di quest'anno. Fagioli non è d'accordo, prova a fare tutto da solo. 2 uomini su di lui, li dribbla, va a terra, Fagioli, calcio di punizione, tutta la classe del numero 8. E ora situazione che si ripete, invertita dall'altra parte, perché se ci sono specialisti fondamentali nelle fila del Peperino Calcio, non c'è naturalmente il solo Melis, di punizioni d'autore ne abbiamo viste tirare anche per esempio a Gian Donato o in passato a Giovannetti. Dall'altro lato certamente ci sono un paio di elementi da evidenziare col pennarello rosso per quanto riguarda capacità balistica e precisione. 3 in barriera, ne ha scelti De Eugenio, che ha il solito mischione di fronte a sé. Tutti in area di rigore, 3 in barriera, parte Fagioli. Destro rasoterra contro il muro, posto da De Eugenio, fallo laterale per Code 272, che rimane proiettato in avanti, c'è la sponda di testa in area, tentano una rovesciata. Non c'è stata deviazione. Gran tentativo di Chirico, che è l'ultimo del match. Il Peperino Calcio ancora in rimonta, ancora qui al Ciriaci, batte un'altra grande, è 5-4 contro un ottimo Code 272 nella 20ª di Serie A della Lega Calcio a 8.